Ciao amici di Matto Scacco, siamo qui sempre con il nostro amico Stefano per questo format a cui avrò già dato un titolo nel momento in cui l'avrò caricato e spero che vi sta piacendo. Fatecelo sapere con un commento qui sotto perché per noi è molto importante e ci date ancora più carica per andare avanti. Allora Stefano, come è andata questa settimana? Hai pensato un po' alle cose che ci eravamo detto? Hai fatto qualche partitina? Raccontami un po'. Allora, ho fatto i problemi, ho fatto i compiti a casa, li ho persi quasi tutti i problemi, però almeno mi ha aiutato forse a fare l'occhio, sì, su come risolvere rapidamente i problemi, vedere situazioni un po' Perfetto. particolari. Mi sono scritto quello che mi avevi detto, di non lasciare pezzi sospesi, schiodarmi se mi inchiodano, controllare tutte le possibilità dell'avversario. Ho visto che è un po' questo il mio problema, che io a Ok. volte ho talmente tanta fretta di muovere i miei pezzi che non Certo, controllo certo, i disastro e poi li faccio disastro. chiaro. Però credo di aver migliorato un pochino sotto Ottimo, sì, questo diciamo aspetto. che poi il gioco online che è abbastanza veloce non aiuta a fare tutti questi ragionamenti che bisognerebbe fare, però uno ci prova. Mhm. Sì. Volevo arrivare a 600 entro oggi, ma ero quasi e poi Cavolo, purtroppo non era male, eh? niente. Vabbè, Ok, vabbè, comunque. e se per te va bene, diamo un'occhiata alle ultime partite magari che hai giocato ultimamente. Sì. E se ti va bene, magari ti prendo un attimo il controllo dello schermo. Ok. Così diamo una sbirciatina Che alle vergogna. ultime partite. Vediamo un po'. Allora, da qui non si può fare. Allora andiamo qua. Urca, hai giocato tantissimo. Il 5 ieri hai giocato tantissimo. Grande. Ok, ok, ok. Allora, proviamo a vedere magari gli ultimi che te li ricordi un po' meglio. Ehm, queste ultime qui. Ma dai, soprattutto magari anche quelle perse che sono le migliori per imparare. C'è questa qui vinta, questa qui persa, e poi questa persa e questa vinta. Ok, diamo un'occhiata così velocemente. Mhm. Allora, vediamo se ce la facciamo. C'è un po' lenta forse la connessione, eh? No, non ce la Cosa stai facciamo. cercando? Aspetta un attimo. Sì, vorrei Ok. cercare di aprire la prima Prova partita. adesso. Fai adesso. Ok, vai, ce l'abbiamo fatta. Eccolo qui. Ok, allora, qui era il nero. Eh, Vediamo come sono andate le mosse. Ok, 4 e 5. Ingrandisco un attimino. Vediamo se riusciamo a fare questa operazione. O se no niente. Come l'ho detto. Se no Alfiere metto, se metto C4. schermo intero. No, ho paura di mettere schermo Niente, intero. niente, niente, lasciamo così. B6. Ok. Ehm, A3, alfiere B7. Ok, tutte le volte in cui si apre un fianchetto è sempre bene mettere l'alfiere, l'hai fatto. H3, qui ti dà questo pedone che lo prendi, cavallo C3. Bella, prendi anche la torre adesso fra poco. Va bene, direi che quell'alfiere ha fatto benissimo il suo compito. Ok. Ehm, Va bene. E4. Ok, è tornato indietro con il cavallo. D5 è ottimo che prendi il centro. E qui lui ti regala praticamente un pezzo perché la conta che dicevamo l'altra volta, tu con sto pedone lo difendi due volte e se lui prova ad attaccartelo due volte perde la battaglia. Lui deve avere un numero di attaccanti superiore, no? E invece qui ha fatto male i calcoli e qui guadagni un pezzo. Vabbè, questa è partita vinta, non la guardi neanche fino in fondo, ottimo. Quindi hai saputo sfruttare benissimo gli errori del tuo avversario in questa partita. Vediamo quest'altra, ancora il nero.
I4 B6. Ti piace questo fianchetto qui? L'ho visto fare da te in un video e mi è piaciuto. Ok, ok, ok. Donna di 3, uscire subito con la donna in genere non è cosa buona. Cavolo F3, alfiere A6. Ecco, questa l'avrei evitata, questa mossa qui. Mi sai dire il perché? Ma volevo minacciargli la donna e fargli cambiare idea sul tirarla fuori subito e l'alfiere è protetto dal cavallo, mi sembrava una buona idea. Ok, però questa mossa va contro un principio dell'apertura che recita così: in apertura, se possibile, evita di muovere lo stesso pezzo più volte. Quindi tu hai appena giocato poco fa alfiere B7 e adesso giochi alfiere 6. L'idea è sempre quella: con il tempo perso per questa mossa avresti potuto tirare fuori un altro pezzo. Quindi più velocemente tiri fuori i tuoi pezzi in apertura e meglio è. E questo è quello che viene chiamato in gergo attacco in uno. Cosa vuol dire? Ti attacco la regina, se non te ne accorgi te la mangio, se te ne accorgi non te la mangio. Ecco, diciamo gli attacchi in uno dobbiamo iniziare a fare a meno di farli perché noi dobbiamo dare per scontato che il nostro avversario se ne accorge. Non dobbiamo dare, ah, se non se ne accorge prendo la regia. No, il nostro avversario è Magnus Carlsen e sicuramente sposterà la regia da lì. E quindi il nostro attacco non funziona. Anzi, abbiamo tolto l'alfiere da quella che era la sua diagonale migliore. Quindi se lo vedi in quest'ottica qui, lui toglie la regina, sparo da qualsiasi parte, sparo, metto qui. Ok, noi ci ritroviamo con un alfiere che la sua diagonale migliore probabilmente era qui. Sì. Va bene, va bene. La partita prosegue con C4. D5 ottimo, ottimo. Pressione sull'inchiodatura del pedone. B3 e 6, ottimo. Il cavallo che viene lì all'attacco è un cavallo che magari può far paura, ma di concreto non c'è nulla, però chiaro, bisogna vedere cosa succede se va qui, se va Mi hanno fatto qui. impazzire i cavalli questa settimana, eh. Cosa? Mi hanno fatto impazzire i cavalli questa settimana. Mi hanno Bisogna fatto il purtroppo. brutto. Bisogna purtroppo considerare i loro salti, sì, sì. Cavallo in C6. Questo è sbagliato, e Ok, infatti, ok, ok. Te ne sei accorto forse dopo che l'hai fatta. subito dopo averla fatta. Ok, ok, ok. Perché è successo questo? Perché, diciamo, non c'era più il pedone qui che teneva il cavallo. Quindi un po' il discorso che dicevamo l'altra volta, ogni spinta di pedone che fai indebolisce la posizione. Se questo pedone fosse stato qui dove normalmente era, quel cavallo non l'avresti perso. Per questo, diciamo, la cosa migliore è spingere i pedoni centrali, se possibile gli altri non toccarli proprio, perché se tu non spingi i pedoni, non hai debolezze. Quindi, diciamo, il fianchetto ci sta come idea, eh, però si può magari anche evitare, giocare più semplici. Vabbè, vabbè, questa è stata una svista, quindi nessun problema. Vediamo le altre partite. Qui è successo qualcosa di strano. Qui era il bianco. I 4 di 5. C4 gambetto di donna. E4, qui c'è il tutto il centro tu. E5, ottima mossa. Cavallo E4, alfiere C4, mi sembra tutto ottimo. E qui, ehm, e qui lui gioca a cavallo C6. Mi sai dire il perché di questa mossa? Perché lui ha giocato cavallo C6. Sì, diciamo ogni mossa del nostro avversario ha sempre un senso, no? Quindi troviamo il senso a questa mossa. Allora, intanto attacca il pedone in D4, che era già attaccato dalla regina, è attaccato due volte. Quindi quel pedone è vulnerabile adesso, perché è protetto solo una volta dalla regina. Perfetto, perfetto. Quindi diciamo che quella mossa di cavallo è sia una mossa di sviluppo perché bisogna tirare i pezzi fuori, ma allo stesso tempo è proprio una mossa concreta, cioè come dici tu, una minaccia lì. E quindi, dato che noi quante volte lo difendiamo questo pedone? Una volta con la regina. Bravo, quindi bisogna aggiungere un altro difensore. Chi ti verrebbe in mente di mettere? Non so se l'ho fatto. No, Adesso, non l'hai fatto. adesso direi cavallo in G3, cavallo che Sì, 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 ancora va bene, va bene, va bene. Questo qui o magari anche l'alfiere, ma va bene può tutto, va anche. bene tutto. Va bene, qui giochi
questa, che è una mossa, se vogliamo, intermedia, che attacca il cavallo, però lui credo che abbia subito regina per D4 e difende anche il cavallo e si è preso il pedone. Vediamo che cosa gioca. Ci gioca questo sacrificio in F2, che non era assolutamente necessario, il che siamo contenti. Glielo prendi, siamo contenti. Scacco. E ora giochi re in E1. Ok. Lui ti prende qui e qui c'è un colpo tattico vincente. Vediamo se lo trovi. Qui era l'alfiere che doveva andare in B5, perché gli Sì, davo scacco al re e gli mangiavo la regina. Non so esatto, se l'ho esatto. fatto. E perché lui qui perde la regina? Perché è un pezzo sospeso. Ah, Se la regina fosse stata, che ne so, tenuta dal pedone C5, tu potevi fare lo scacco d'alfiere, ma lui al massimo cambiavate le regine. Quindi, come vedi, 9 volte su 10 i colpi tattici succedono perché ci sono i pezzi sospesi. Quindi, occhio quando si muovono i pezzi, si lasciano lì al centro da soli, perché possono capitare cose strane. Giochi cavallo F3. Ok, ho vai, lui fatto ti fa incredibile. scendere tanto la barra. Ah, ti fa scendere tanto la barra perché perdi un pezzo qui. Il discorso che facevamo prima. Lui ti ha mosso il cavallo qui mangiandoti il pedone, no? E tu probabilmente eri convinto che questa mossa era per mangiarti il pedone, ed è vero, ma questa mossa è anche perché vuole mangiarti l'alfiere. Quindi noi quando è che sbagliamo? Quando diamo una spiegazione sbagliata nella nostra testa alla mossa del nostro avversario. Ho detto, ah sì, ok, sei mangiato il cavallo, ora faccio io la mossa. Ma se magari questo cavallo poi vuole mangiarsi anche l'alfiere che ha attaccato 2 volte? Quindi questo è proprio l'errore tipico, ma a tutti i livelli, cioè noi sbagliamo quando all'ultima mossa del nostro avversario ci diamo una spiegazione diversa da quella che poi è la reale motivazione. Questo succede sempre, quindi uno dei miei consigli è non muovere mai se non hai capito almeno l'ultima mossa del tuo avversario. O a volte l'avversario fa delle mosse del Kaiser come H6, altre volte fa delle mosse sensate e quando fa delle mosse sensate una sbirciatina ce la darei. E comunque dietro anche le mosse del Kaiser c'è sempre comunque un senso. E dobbiamo cercare, come ti dicevo l'altra volta, di dare il senso alle tue mosse, ma anche quelle del tuo avversario. Ok, qui forse c'è un cambio di donne. Sto cercando di capire. Ah, è scacco, è scacco, è scacco. Molto scacco. Re in F1, ok, è arrivato il matto. Va bene, va bene. Partita che si è incasinata, quindi allora, piccola regola, è più facile attaccare che difendersi. Quindi quando ti difendi ci sta che c'è il re in mezzo, fai mezza mossa sbagliata, prendi matto. Quindi ci sta che quella mossa ti abbia intimidito. Ok, C4, file B7, H3. Ok, come ti sembra questa mossa? Quello che hai appena detto. Esatto. Sì, non è utile, Non è utile semplicemente perché che cosa bisognerebbe fare in apertura? per sviluppare i pezzi, quindi cavalli, alfieri E e arroccare il prima arroccare. possibile. Esatto, esatto. Ok, bene. Qui c'è tensione. Ogni volta che Sì, c'è tensione, fatti una domanda. Cosa succede se catturo? Cosa succede se mi cattura lui? Cosa succede se non faccio niente? sì. Beh, se catturo, poi c'è un cambio, cioè lui mi ricattura, gli divido i pedoni, sicuramente gli divido la struttura pedonale ed è buono. Se non faccio niente, comunque lui mi catturerà un pedone, poi sarò di nuovo sarò io a dividermi la struttura pedonale. Ok, qui ti faccio una domanda. Supponiamo che tu fai una mossa qualsiasi e tocca al bianco, ti cattura così. Con quale pedone si ricattura e c'è solo una risposta esatta? Bella domanda. Ehm, allora, sarei tentato di... sarei tentato di dire che catturo col pedone su C, perché così mi proteggo l'angolino e poi se voglio arroccare... No, ma tanto io arroccherei dall'altro lato. Forse libererei la torre, quindi sì, col pedone sulla colonna A. Ok, e questa è una considerazione da fare, giusto? E se ti dico invece a livello di
Struttura pedonale, prova ad immaginarti la tua struttura così e prova ad immaginarti la tua struttura così. Come te la immagini che ti piace di più? Ehm, cioè, se restano tutti uniti, tutti uno attaccato all'altro, forse sarebbe meglio. Quindi la soluzione Quindi migliore sarebbe il pedone in colonna A, quello che hai detto tu mettiamola della torre. Sì, così. sì. L'idea è quello, proprio quello che dici tu. Così crei, diciamo, sulla colonna C tu non hai più pedoni. Così mantieni la fila di pedoni e li tieni tutti attaccati, sono più compatti. Quindi questa è la risposta corretta. In più apri anche la torre, eccetera. E in più, altra piccola cosa che ti può aiutare, è sempre meglio catturare verso il centro. Se tu catturi col pedone C, porti un pedone che su una colonna semicentrale, perché le colonne centrali sono queste qui che ti sto facendo di verdi e quelle semicentrali sono quelle arancioni. Quindi porti un pedone semicentrale a lato, cioè come se lo stai declassando. Mentre così tu porti un pedone laterale un po' meno laterale. Quindi, visto che il cuore della partita è il centro della scacchiera, se tu riesci a far convergere comunque i tuoi pezzi verso il centro, è sempre cosa buona e giusta. Quindi, anche in una semplice ricattura così, dici, ah, catturo con un pedone dell'altro, non è mai uguale. Cioè, scacchi una cattura con l'altra, non è mai uguale. C'è sempre una cattura che è meglio dell'altra per n motivi. Quindi pian piano inizieremo a riconoscerli tutti. Ad ogni modo, in questo caso era, diciamo, meglio catturare perché dopo la cattura lui ricattura, ma noi ci prendiamo un pedoncino gratis. Perché c'è anche l'alfiere. Questa ti sfugge al momento, nessun problema. Questa mossa non mi piace, ti dico, perché va contro il principio che dicevamo prima. Questo cavallo l'hai già mosso, muovere un'altra volta. Prima avrei mosso questo, poi avrei mosso questo, poi avrei arroccato, poi avrei mosso le torri e se avanzava a tempo andavo qua col cavallo. Quindi ricordati, non andare alla riscossa coi pezzi finché non hai terminato lo sviluppo e arrocchi. Proprio regola totale. Ok, cavallo F3. Qui catturi, ottimo. Va bene. Probabilmente non avevi visto questo, era meglio catturare con l'alfiere perché lo sviluppavi. Ma va bene, sei sempre in vantaggio di materiale. Ottimo. Adesso è lui che viene alla riscossa col cavallo, ma guarda quanti pezzi che ha a casa, quindi solo cavallo così non può farti assolutamente nulla. Tu prepari l'alfiere, scacco, ci sei. Ok, qui c'è una minaccia di matto. Ops, qui c'è una minaccia di matto. E come si può fermare questa minaccia di matto? Credo di averla fermata, se la memoria non mi inganna. Allora, mi sa che ho portato su il pedone, anche se sono i pedoni dell'arrocco, però questo mi sa che l'ho portato su. Sì, Sì. sì. Ok, la barra è scesa così tanto perché c'è un tatticismo qui. Forse con l'arrocco te la cavavi benissimo, perché alla fine poi hai, diciamo, due difensori qui, Certo. quindi non si teme nulla. Sì, qui c'è un colpo tattico, vediamo se lo vede il tuo avversario. F6, sì, l'ha visto. L'ha visto che quando c'è la regina e il cavallo qui così, se tu spingi G6, così come è andata in partita, lui te lo può catturare, tu in teoria non puoi perché altrimenti perdi la torre. E se non lo No, qui sono... catturi ci sono gli scacchi di scoperta, è veramente un dramma. Scacco di scoperta. Sono d'accordo che il re qui sta benissimo. È più al sicuro che nell'arrocco in sto caso. Quindi ottimo. Ok, lui c'ha sempre un pezzo sotto. E anche questo. Eh sì, in questo caso ero contento perché erano due Va che pezzi, belli. l'altro più uno. Beh, qui è stravinto, più 6 di materiale. Andiamo velocemente giusto per vedere come è andata a finire. Qui si riesce a cambiare le do. Oh, addirittura mi mangi la regina. Ottimo, ottimo, dai, 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 dai. Va bene, quello che ho visto sono, sì, sono piccolezze, imprecisioni e niente, soprattutto quando il tuo avversario ti mette tensione, un pedone su, che guarda un tuo pedone, dacci sempre un occhio perché vale la pena, vale la pena. Ho notato che quando sono stanco, il mio livello di attenzione si abbassa e mi fanno
strage. questo tutti. No, O ma anche se ho infatti... fretta. Anche mm, se ho fretta, a volte devo fare qualcosa dopo, devo fare una partita, faccio una partita, ma so che devo fare qualcosa subito dopo e faccio le mosse malissimo. sì, è vero, è vero, è vero. Ma secondo me, guarda, già... tu giochi a 15 più 10, giusto? Sì. Quindi secondo me già che fai 5-6 partite in un giorno, sono sicuro sono già, sono già abbastanza. E poi, beh, se uno li fa in diversi punti della giornata, che c'hai la mente fresca, va bene. Però dico di fila, 5-6 partite di fila, è già, è già tosto. Bene, dai, se ti va, allora magari comincio pure una partita. Io ti seguo come al solito, ti faccio da mental coach. Ma ne ho fatte alcune anche a 10, Ok, però facciamo 15-10 sì. perché è meglio. Mi trovo un po' più in difficoltà col nero, sono contento, sono bianco. Yeah. Ok. Ok. Allora, hai detto che ti piace di più D4, Ma io vado di... a me sì. Però ognuno assolutamente ha il suo stile, Tra l'altro ho imparato questa cosa del gambetto eh. che se lo accetta io poi ho il centro. Ecco, non l'ha accettato. Ecco. Ehm, Bene, c'è tensione sul centro, la cosa che dicevamo prima, quasi mai può far finta di nulla quando c'è tensione, i pedoni che si guardano, quindi cerca di dargli un attimo occhio. sì. Allora, se metto questo qui, lui potrebbe mangiarmi il pedone e minacciarmi il cavallo. Però in quel caso, no, non gli potrei neanche prendere l'altro pedone. Allora, siccome a me è il pedone centrale quello che più mi interessa, io lo difendo con il cavallo, sviluppo un pezzo. Ok, dopo in analisi ti chiedo perché non hai preso la considerazione di mangiarne tu uno dei suoi. Va bene, va bene. E infatti adesso se glielo mangio, lui me lo mangia con la regina. Ok, beh, intanto senti, mi mangio questo e poi si vedrà. E poi ci si pensa. Ecco, lui ha un pedone in più, Sì, al momento e- sì. Però secondo me è difficile da difendere quel pedone. sì, perché potrei intanto alzo questo, così già le minaccio il suo pedone. Ok. Quindi lo Ok, dovrebbe difendere, no? Se lo vuole tenere. esatto. Allora, mi minaccia il cavallo, devo per forza rimuoverlo. E... Esatto, come dicevamo prima, una mossa non vale l'altro, quindi dove lo metti, sono posti dove sta meglio e posti dove sta peggio. Ah, non mi voglio coprire né la regina né l'alfiere in campo bianco, e non lo voglio neanche lasciare sospeso in aria, lo rimetto qui. Mossa migliore, assolutamente. Ok, cambio di regine, e in questo caso ti fa perdere l'arrocco, ma da qui a dirti che la partita è persa perché hai perso l'arrocco, non lo è. Io sono fortemente tentato di riprendermelo questo pedone e penso che... Allora, me lo riprenderei, ma ho anche un po' paura poi per l'alfiere sospeso, che mi tocca riportarlo indietro e perdere un tempo. Lui col cavallo può andare... Cominciamo a vedere i cavalli. Il cavallo... No, qui non può andare perché glielo mangio. Può andare qui. Ehm, va bene. Sì, io glielo mangio. Ok, se tu hai calcolato che non c'è nulla nella prossima mossa o le due prossime mosse, insomma, abbi fede dei tuoi calcoli che, che vanno bene. Se non muove il cavallo, forse glielo inchiodo anche con la fianca. No, Potresti forse... anche... Sì, ricordati, come ho detto prima, che quello è un pezzo sospeso, quindi a parte che ora senza regina ci sono molte possibilità in meno, quindi questo è da dire. Non so se vuole cambiarlo o cosa, a me non interessa. Poi potrei fargli doppiare un suo pezzo, Come che ti non potrebbe sembra venire. come cosa? Allora, il mio però è già bello al centro, ha una sua diagonale. Fargli doppiare due pezzi non sarebbe male. Sì, in vista di un finale, in vista Mm. che andrete in un finale, cioè che si assottiglierà sempre di più il numero di pezzi, arriverete in un finale di pedoni, chi ha la struttura pedonale migliore vincerà la partita. Quindi sì, se riesci a scompigliargli la struttura pedonale, in teoria dovrebbe darti un vantaggio, non da poco.
D'altra parte vorrei sviluppare un po' i pezzi, però no, dai, facciamo così. Sì, credo che sia la migliore. Credo che sia la migliore. Ok, adesso è il momento di sviluppare. Peccato che ho perso l'arrocco. Va bene. Ok. Allora, lui sempre col cavallo non può venire qui, può venire qui. Quasi così gli metterei... No, il pedone lo lasciamo stare. Eh, metterei l'alfiere forse qui, così non può venire qui con il cavallo. Sì, diciamo così. Ok. C'avevi paura di quel suo cavallo. Ha fatto Rocco I lui. cavalli li ho odiati questa settimana. Allora, quasi quasi porta avanti questo pedone così gli impedisco al suo di avanzare e il suo fra l'altro rimane debole perché appena si muove col cavallo glielo posso Mhm. prendere. Mi ha inchiodato l'alfiere con la sua torre e dovrei schiodarmi anche. Schiodarmi lo faccio dopo. Ok, piccolo avviso a scacchi, spesso lo faccio dopo, non arriverà mai. Ok, qui non so, vuole cambiare ogni cosa, cambiabile. Ah no, non posso neanche, è Eh sì, inchiodato. Ah, devo schiodarmi. Ah, in realtà, allora, questo è protetto dal cavallo, due volte protetto. 3 più Vabbè, re, 3 più re. più re. Re è Però, fortissimo. piccolo consiglio, una schiodatina quando puoi una schiodatina, poi dopo la farei, eh. Dopo, io li minaccerei, sì, li voglio far spostare l'alfiere. Ok. Ok, conoscendo il personaggio, secondo me te lo cambia, infatti, te l'ha cambiato. Vabbè, a me sta anche bene perché così Sviluppi un pezzo, sviluppo sì, sì. un pezzo, sì, lo posso fare tranquillamente. Adesso però c'hai il cavallo inchiodato dalla torre, diciamo, no? Certo. Però è sempre protetto dall'altro cavallo. Ah, è sempre protetto dall'altro cavallo. Ok. Adesso gli inchiodo io il suo cavallo, quasi quasi. Forse dovrei schiodarmi. Allora, per schiodarmi mi alzerei qui per mettere in comunicazione le torri. Però se mi metto lì, lui cosa può fare? Può venire qui? Sì, però qui io glielo prenderei, ci sarebbe un cambio di... No, allora io gli blocco prima il cavallo e poi mi schiodo. Ti devi schiodare prima. Adesso non glielo puoi catturare. Ok? Quindi, inchiodatura, schiodatura il prima possibile, perché non c'è mai tempo poi di farlo, perché succede sempre qualcosa che va alla velocità della luce. Allora, se lui adesso mi mangia, io non glielo posso mangiare. Con re non puoi. Però posso con l'altro cavallo. Ero tentato adesso con l'altro cavallo di mangiargli il pedone, perché Ah, tanto giusto, con la sua inchiodatura. lui è inchiodato, però allora se io gli mangio il pedone, lui mi mangia il cavallo, io poi da qui gli mangio l'altro cavallo, lui mi mangia il cavallo e rimango inchiodato, sì, col suo cavallo lì, che fra l'altro poi ha un attacco anche di scoperta. No, mi schiodo. Mi schiodo. Lui cosa può fare? Mangiarmi il cavallo? Sì, io poi glielo rimangio e siamo tranquilli. Diciamo così. Va bene, va bene. Sì, sì, schiodati sempre. Perché sennò gli dai possibilità tattiche che non vogliamo. Va bene, va bene. Temo che si fa quei pedoni alla fine e io quei pedoni faccio Ok, pietà. ok, 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 ok. Ci sta pensando se mangiarmi il cavallo pure. Me l'ha Ok, mangiato. Ok. bene, Ripetiamo, se non lo mangia con la torre, io lo mangio con il re e quindi... certamente. Poi la farei questa cosa a cavallo in F3 e riproverei a prendermi... Ok, eh, intanto iniziamo veramente a pensare perché il mio avversario ha fatto quella mossa. Quindi prima pensiamo alla sua, poi pensiamo alle mie. Perché ha fatto questa mossa? Perché ha tolto il re da lì? ha schiodato, sì, sì, Si è certo, ha schiodato, schiodato. perfetto, perfetto. Certo. Ha schiodato il cavallo, quindi non posso più fare questa cosa qui.
Esatto, esatto. Perché me lo mangerebbe? Ok, tirerei fuori l'altra torre intanto. Tirerei fuori l'altra torre e poi rimanderei il re dietro ai pedoni che me lo sento un po' più Mhm. protetto. Sì, sì. Ok, questa è stata un'ottima mossa perché tutti i pezzi devono giocare, soprattutto adesso che ce ne sono pochi in giro. Scacco. Tutti i pezzi devono giocare, assolutamente. Allora, se io mi metto qui, attenzione perché questa è la classica situazione in cui mi... Poi lui viene qui, ma no, non è importante. Se viene qui glielo mangerei con il... Se viene qui glielo mangerei con il re. Sì, Se viene qui glielo mangio con la torre. sì. Non è male mettere il re dietro. Bene, se tu hai visto che hai calcolato tutte le mosse di cavallo ed hai visto che non porta a nulla, è sicuramente un cavallo minaccioso, perché lì dove è minaccioso, però sicuramente non è che ci darà scaccomatto. Ok, ho spostato il cavallo. Ok. A questo punto intanto ho spostato il cavallo, cosa vuol dire? Che lui può venire qui e darmi di nuovo scacco? No, perché glielo mangio col Mhm, pedone. Se viene qui glielo mangio. Perfetto, lui il suo cavallo lì può anche restarci. perfetto. Io andrei col mio cavallo qui. Se mi attacca la torre non c'è problema, le cambiamo. E io intanto gli attacco il pedone. Va bene, va bene. Aggiudicato. Ok, poi bisogna attivare il pre-move. Dopo la prossima partita lo facciamo, che ti fa risparmiare qualche secondo. Infatti la prossima interferenza. Ok, ti Piani è attacca andato il in cavallo. fumo. Ok, va bene. Allora, io andrei... Devo trovare qualche posto in cui mangiargli qualcosa, perché altrimenti... Sono Qui è d'accordo. buona, qui non è male, perché gli metto sotto attacco due pedoni. Bravo. Sì, sì, ecco. Giustamente, se riesci a trovare una mossa che fa più cose contemporaneamente, meglio ancora. Qui credo che qualcuno debba cadere perfettamente e ritornate in equilibrio di materiale. E guarda caso, esatto, guarda caso tu ora stai andando a catturare uno dei due pedoni che gli avevi doppiato. Ti ricordi quando gli avevi doppiato i pedoni? Eccoli qua, stanno tornando utili. In vista di un finale in cui i pedoni devono correre, li tirerei via quello che è più in Ci sta avanti. come ragionamento, ci sta. D'altra parte mi vorrei avvicinare al re per magari disturbarlo, però anche se venissi qui, poi dove potrei andare? Non è che ho grandi cose, potrei andare qui? No, senti, facciamolo semplice. Va bene, va bene. Sì, giocare semplice, diciamo, non si sbaglia mai. Non è male neanche perché poi qui potrei andare qui e gli minaccio in qualche modo questo ancora, o quello. Ok, Ok, non so perché è venuto lì, sinceramente. ok, non, diciamo, non... ti sembra una mossa da poco. No, allora potrebbe essere anche che lui si voglia togliere col cavallo. Dove Mm. potrebbe venire lui col cavallo? Perché vuole probabilmente attaccarmi questo pedone qui, con la torre. Però deve proteggere ovviamente la torre, quindi dove può andare lui col cavallo? Qui no? Qui non proteggerebbe quel pezzo, qui non lo proteggerebbe, non lo so. Per ora non mi preoccupa troppo, sinceramente. Ok, scacco. Ah, Eh sì, c'è sempre una ragione dietro ogni mossa del tuo avversario. inchiodato il pedone. È inchiodato e mi mangia anche la torre. Sì, c'è un Ah. doppio, a tutti gli effetti. Ma sì, Ok, non è finita, non è finita. quasi. Ok, niente, mi devo almeno rifare sul cavallo. Ok, Questa è dura. e Quattro pedoni. adesso...
Adesso è abbastanza dura, sì. È che la torre adesso nel finale è molto più forte del cavallo. Darà molto fastidio. Allora, anche perché adesso mi mangerà tutti i pedoni. Eh sì. Ah, se hai voglia, se non hai voglia di continuare e vuoi abbandonare, io approvo. Se vuoi provare a giocare, approvo uguale. No, ci provo perché comunque... Ah, lui è un 714. Ok. A volte fanno anche loro delle Ok, ok, stupidaggini. ok. Non sono l'unico. Ok, certo. Ecco lì. Stop. Vabbè, se non riesco a salvare i pedoni, poi abbandono. Sì, abbandonano. Adesso mi mangia gli altri Ok, pedoni. Ok, ok. abbandono. Fine. Basta. Va bene, abbandono pure dove c'è la bandierina. Abbandona, ecco qua. Eccola qui. Bene, allora, secondo me è una sconfitta, nel senso non vuol dire nulla. Non è che dice, ah, non so giocare perché ho perso. A parte che questo giocatore era molto bravo, no? E aveva diversi punti in più di noi. Però Rivediamo un attimo la facciamo... partita, ci sono stati dei punti secondo me molto importanti. Il primo di tutti è stato qui, che c'è stata tensione e ancora una volta non hai preso in considerazione, o forse l'hai preso ma non l'hai fatto, l'idea di catturarne uno. Allora, nel dubbio, se farmi catturare o catturare, nel dubbio catturo. E ovviamente, come dicevamo prima, a scacchi una mossa non è mai uguale all'altra, quindi catturare qui comporta qualcosa, catturare qui comporta qualcosa. Mi devo sforzare un attimino di prevedere almeno la prossima mossa per capire quale è migliore. E mi rendo subito conto che magari se catturo qui do un pedone semicentrale per uno centrale e potrebbe essere buono, può essere un buon affare, però magari è anche vero, sparo, che mi viene subito il centro con la regina, poi magari gliela scaccio, convinto di fare una cosa buona, però magari supportato da questo pedone mi mangio anche un altro pedone. Quindi no buona, cioè l'idea del pedone semicentrale per quello centrale buona, ma questa qui mi avrebbe incuriosito molto di più. Do un mio pedone centrale per uno semicentrale gratis fino a prova contraria e lui non può fare la stessa cosa, altrimenti è lui che perde la rocca a sto giro. Quindi all'alba di tutto ciò capiamo che le due catture erano diverse e le due catture erano diverse ed era questa era migliore. Far Quindi perdere l'arrocco è importante. sì, far perdere la rocca all'avversario come fargli doppiare i pedoni. E niente, quindi c'è tensione, non fare mai finta di nulla, ma prendi una decisione. E nel dubbio la decisione è cattura qualcosa. Ok, cavallo F3 non è sbagliata, perché altrimenti l'autobarra andava giù invece è rimasta stabile. Catturato, cattura, cattura e 3, va bene. Allora, qui la tua idea di riprenderti questa mi piace. La controindicazione di questa mossa qual è secondo te? La perdita di tempo, forse. No, no, perché tanto prima o poi per far uscire questo alfiere dovevi farla. Però c'è qualcosa in questo momento che non va questa mossa. Vediamo se riesci a dirmi contro quale principio va, anche che cosa combina questa mossa. Perché lascia un pezzo esposto, Che no? sarebbe? L'alfiere. Tu dici l'alfiere qui. Sì. Ah, ok, ok, sì, è vero, sarebbe sospeso un alfiere, però stiamo andando a catturare roba, quindi si spera che sia momentaneo, poi lo ritiri o lo fai difendere da qualcuno. No, no, secondo me è giusta l'idea di catturare subito questo, ma questa spinta qui ha chiuso questo alfiere.
Cioè ne hai Ah, aperto certo. uno ma hai chiuso l'altro. Per esempio, I questa due. qui non avrebbe chiuso nessuno dei due. Sì, sì, sì. Volevo Oppure, proteggere il cavallo, ma in realtà era già no, no, protetto ma dalla ci legge. sta anche l'idea di proteggere il cavallo e probabilmente anch'io in partita avrei giocato questa, ma prima tolgo questo, non lo voglio murare vivo. Prima lo tolgo da qualche parte, sparo, lo metto qua, sparo. Poi il mio avversario fa una qualsiasi mossa, facciamo fare una mossa del Kaiser e poi faccio i 3. Che in questo caso non va bene perché lui può continuare a tenere il pedone C4, però giusto per così hai gli alfieri liberi. Se te li chiudi da solo è un po' un autogol. Ecco, tutto qui. Tutto qui. Lui ti minaccia, qui ottima ritirata, cambio di donne e avrai notato che dopo il cambio di donne la partita è molto più fiacca, perché è più prevedibile, ecco, è difficile che ti arriva uno scacco che non avevi calcolato, da qualche regina sbucata, da qualche meandro. E invece è tutto più prevedibile, qui prendi il pedone, ottima mossa, qui ti gioca alfiere 6, eri in dubbio se cambiare diagonale a questo alfiere, ma impedonargli i pedoni è cosa spettacolare. Tant'è che qualche mossa più dopo abbiamo visto che tu ti sei ritrovato in imbarazzo della scelta se catturare uno o l'altro. Se questi pedoni fossero stati così, tu non avresti potuto catturarli perché si sarebbero difesi a vicenda a un certo punto. Per questo rovinargli la struttura pedonale alla lunga è sempre meglio per noi. Qui giochi alfiere, va bene, non penso sia. E qui inchiodatura. Schiodati, appena possibile. E il re si può schiodare andando qua, 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 qua. Quale tra queste quattro secondo te è migliore? Sono tutte uguali? Cambia qualcosa? Se mi sposto sulla linea 2, poi è più facile per le torri mettersi Sono d'accordo, sono d'accordo. Sì, io quello valuto. Poi ovviamente se c'è un cavallo che è troppo vicino mi farebbe paura, però insomma in questo caso sì, avanzerei con il re. Ok, in E- C2 ah, o E2? ok, beh, qui decisamente direi E2 semplicemente perché è più protetta dai pedoni. Sì, ottimo, E2, risposta corretta. In più ti voglio far notare un'altra cosa. Allora, guardiamo la struttura pedonale ancora una volta, che è sempre la cosa più importante. Sono i soldati delle prime linee e la prima linea deve essere tutta bella allineata. Allora, il nostro amico ha 1, 2, 3 isole pedonali, di cui l'isola centrale è inguardabile. Sì. E tu hai una e due isole pedonali, di cui tutti bellissimi perché questi due qui sono in catena. Quando sono in catena, in diagonale, cioè la tua struttura pedonale è sana. Tuttavia, dato che siamo alla 10ª mossa e ci sono stati dei cambi, a tutti e due mancano dei pedoni. Per esempio, tu non hai il pedone C, lui non ha il pedone C. E ovviamente quando vengono a mancare dei pedoni, si vengono a creare delle debolezze nel nostro schieramento. Ti dico, guarda la terza traversa e prova a dirmi se c'è una o più caselle che al momento, in questo preciso momento, non sono controllate da pedoni. Cosa vuol dire che non sono controllate da pedoni? Che non ci sono tuoi pedoni che potrebbero mangiare un pezzo avversario se arriva su quella casella. In questa terza traversa. Esempio, la prima te la faccio io. Casella 3. È una casella controllata da un mio pedone? Sì, perché se mette lì un pezzo io lo mangio. Quindi fai questo ragionamento su tutte le caselle della terza traversa e vediamo se ce n'è una o più che non sono controllate da pedoni. Quindi D3 non è controllata. B3 Bologna? D3 Domodossola. Ok, ok, giusto. D3 e basta così. Basta così, giusto. Ecco, adesso non so se hai dovuto un po' calcolarci per fare questa cosa qui o l'hai vista subito ad occhio, se l'hai vista subito ad occhio meglio ancora, perché riuscire a trovare le debolezze nel nostro schieramento e in quello dell'avversario è la chiave per poi trovare i punti di difesa e i punti d'attacco. Ecco, mh, mettere il re in E2 è anche un modo per controllare questa casella che attualmente è debole. Perché comunque il re ha anche un piccolo potere offensivo, no? Anche lui può mangiare. Quindi
al di là del fatto, come dicevi tu, che così metto in comunicazione le torri, non mi salterebbe mai di mettere uno perché non vado a riempire quel buco lì. Diciamo che qui si vede proprio che c'è un buchino, quindi il re così va a consolidare un po' più la posizione, no? Quindi, come dicevamo prima, ogni movimento non è uguale a un altro movimento che tu puoi fare coi pezzi. Quindi Reine 2 è sicuramente la mossa migliore per il motivo che mi hai detto tu, che fai comunicare e fai uscire meglio le torri, sia perché vado a riempire i vari buchi. Quando c'è un buco, in genere il re va a fare il riempitivo, tipo alfiere nel fianchetto, no? C'è un buco, il re si mette lì per riempire un po'. Ok. Vediamo qui giochi e 4, lui ti gioca l'alfiere, c'è l'inchiodatura, però hai notato che non era un problema perché è vero che lui ha due attaccanti, ma tu c'hai un difensore, due difensori, tre difensori, non ti ha fatto paura, ma schiodati sempre. A 3 va bene, a 3 è un modo comunque per modificare la situazione, bene, ok, qui c'è sempre l'inchiodatura, è il momento di schiodarsi. Purtroppo ritardi perché avevi visto questa bella tattica offensiva, ma adesso ce l'ha lui, prima di noi. Quindi qui urgeva probabilmente il famoso Rene 2. Quindi schiodati subito, inchiodatura, schiodatura, proprio automatico. Ok, tra l'altro adesso minaccia anche di venire qui, no? Con attacco doppio. Va bene, Rene 2, famoso. Cambio, cambio. Lui si è schiodato. Torre qui, va benissimo. Scacco, re in F1. Va bene. Toglie il cavallo, ti ricordi che qui avevi controllato tutte le sue mosse, dove poteva andare. Abbiamo visto che non andava da nessuna parte e in effetti neanche io l'ho capita questa mossa, quindi puoi fare quello che vuoi. Qui cambio di torre. Qui c'è questo doppio e ti riprendi sicuramente un pedone. Qui va bene. E Questo è stato il arriviamo qua, ecco qua. Qua è stato questo il primo, ti dico, il primo errore della tua partita, perché quello lì che prima ti è richiuso l'alfiere in apertura è un'imprecisione. Questo è stato il primo errore, quindi a mossa 22 hai giocato 22 mosse buone, belle, a mossa 22 la prima imprecisione, ma tu lo sai che a scacchi purtroppo una sola mossa può vanificare un'intera partita. Ma ti dico che qui non era finita, la partita non era finita. Tu giochi cavallo qui, la partita non è finita, tant'è che la barra è a 0-0. Tu dici, cazzarola, com'è che l'ho persa io sta partita se il motore mi dice che sono a 0-0? Allora, ovviamente sarebbe stato meglio schiodarsi, tipo... Ecco, dove saresti scappato per schiodarti? Perché adesso appunto c'è questa minaccia di scacco. Quindi puoi scappare qui, qui o qui. eh, beh, forse in G, colonna G. In G. Ok. Se ti chiedo a che punto della partita siamo, apertura, medio gioco, finale, me lo sapresti dire? Penso che siamo ancora nel medio gioco, però non ne sono sicuro, forse finale, quasi quasi finale. Ok, allora, partendo dal presupposto che non c'è un numero di mosse dove sei in apertura, dentro la 18 sei in apertura, dalla 19esima sei nel medio gioco, e la risposta è sempre dipende, però utilizzo la definizione del grande maestro Andrea Stella, che a lui piace definirlo così e sono ultra d'accordo ovviamente, che c'è il passaggio da medio gioco a finale quando l'obiettivo del tuo re cambia, cioè nel medio gioco tu devi tenere il re al sicuro. Nel finale invece porti il re all'attacco. Secondo Ok. me, visto che ci sono pochi pezzi in gioco, qui siamo già in un finale e non ha senso portare il re al sicuro, quello è il senso del mediogioco, ma lo porterei già in attacco. Quindi mi immagino il re come se fosse un pezzo in attacco e nel finale, piccola tips, il re vale 4 punti, quindi è più forte di un cavallo e di un alfiere. Quindi tu dici, cazzo, mi trovo in un finale? Che pezzo posso usare? Il re. E quindi prova a immaginarti, dimmi tu, facendogli fare un sacco di percorsi perché lui fa un passettino alla volta,
dove ti immagini di piazzare sulla scacchiera, dimmi proprio il nome della casella, dove ti immagini di fargli fare il percorso per farlo arrivare in una casella dove può fare un po' di danni quel re lì. Danni, io immagino quindi mangiare i pedoni, Sì, perché mangiare quindi qualcosina, sì, sì. sì. Quindi magari quelli più isolati, eh, gli altri sono protetti dal re, quindi non si possono neanche toccare. Sì, farlo salire lungo la colonna e cercare magari di mangiarli il pedone in E6 che è completamente Bravissimo. isolato. Quindi immagino di O- portarlo qua. Quindi faccio un po' di zigzag, cavallo permettendo e torre permettendo, mi immagino di portarlo qui. Quindi, se ho capito che sono in un finale, non devo più mettere al sicuro il re, ma il re va alla riscossa. Perché il re va alla riscossa? Perché è molto difficile che in campo aperto tu mi riesci a dare matto con torre e cavallo. Cioè, quasi impossibile. Quindi non c'è motivo di metterlo al sicuro, tanto troverà il modo di scappare perché siamo in campo aperto, ci sono pochi pezzi, non mi darai scacco matto. Se c'era la regina in gioco così, allora forse ti dicevo che eravamo ancora nel medio gioco, ma così siamo sicuramente in un finale e quindi il re deve andare ad attaccare anche lui. Quindi ricordati, nel finale il re vale 4 punti, Ok. quindi è anche più importante dell'alfiere o un cavallo. Qui giochi questa, dicevo, ok, non hai visto il colpo tattico, va bene, non è finita perché ti arriva, sì, attacco doppio, è vero che scacco devi per forza spostare il re, lui ti mangia la torre e qui in tempo zero gli hai rimangiato il cavallo, Ho però, sbagliato. Ho bravo, capito. ti rifacevi della torre. Poi lui ti mangiava questo pedone e tu gli rimangiavi questo e puntavi anche a questo. Forse, credo che forse l'avresti anche potuto vincere perché se la vedo così, sparo, eh. Scacco, tra l'altro. Qui, ops, devi togliere il re da qualche parte. Qui io vedo dei bei pedoncini. Che fastidio. Ok, probabilmente sarebbe finita in parità o quello che è, però quasi sempre c'è il modo per uscirsene a testa alta a scacchi. Chiaro, erano difficili da vedere queste cose, però ancora una volta questa secondo me è stata una bella partita. Unico errore, questo qui, che poi abbiamo scoperto che non è un errore perché c'era la contromossa. Non sapevamo che c'era, ma c'era. E ovviamente invece con questa continuazione qui la torre è troppo forte, la torre si mangia tutti i pedoni, il cavallo è troppo lento e questa è purtroppo persa. Eh, Quindi, ricapitolando questa partita, che ripeto, secondo me è giocata molto bene, questa è un po' l'imprecisione che abbiamo visto l'altra volta, che c'è tanta tensione tra pedoni e tu posticipi, fai altro. Prendi qualcosa. Prendi qualcosa. Ok. Ok, qui è posticipato, diciamo, la tensione. Qui, piccola imprecisione, ti sei chiuso un alfiere, quindi significa che per farlo uscire, cosa che poi hai fatto in partita, l'hai messo qua. Sai che ti ricordi che c'era dietro il re? Poi per farlo uscire l'avresti dovuto mettere qua e da qua avrebbe avuto poi la sua diagonale, perdendo un po' di tempi. Mentre se il pedone era in E4, in un tempo lui già usciva. Quindi è sempre un modo per risparmiare tempi e ottimizzare tutto al meglio. Poi qui hai giocato una bella partita, secondo me. Gli hai doppiato i pedoni. E non ti sei schiodato subito. Ecco, ricordi, inchiodatura, schiodatura. Sono piccole imprecisioni, non è che sono errori. E poi niente, poi nel finale quel colpo tattico lì. Quindi, come vedi, veramente poche cose. È stata una partita molto precisa. Sono sicuro che se andiamo a analizzare uscirà fuori una percentuale di precisione piuttosto alta. E niente, purtroppo sì. Quindi ogni Perso con mossa del nostro avversario ha un'idea. Ha un'idea, sì, c'è sempre. E sforzati a volte di trovarla. Poi a volte veramente non c'è. Tu hai perso tempo per nulla e hai fatto una mossa a caso, ma dobbiamo dare veramente troppa più importanza al nostro avversario. Più al nostro avversario che alle nostre mosse, perché in quelle mosse che fa c'è già il prossimo piano di gioco suo, no? certo. Va bene, sono più soddisfatto di questa partita che non quella della settimana scorsa che l'ho vinta. Questa mi è sembrata un po' più ragionata No, no, comunque. poi l'avversario era, insomma, anche più forte. No, l'hai ragionata bene, i ragionamenti che hai fatto mi sono piaciuti tutti, quindi
quindi continua così. Ecco, quello che ti direi invece questa settimana è ricordarti, quindi tensioni su pedoni che si toccano, prendi qualcosa, altrimenti ti prende lui e non si sa come va a finire. Quindi prendi qualcosa, ti inchiodano, ti schiodi subito, così, perché non dobbiamo dargli al nostro avversario possibilità che ci rompa le scatole. Noi proprio siamo, come dicono oggi i giovani, noi siamo nel chill, noi stiamo tranquilli. E boom, e tanta tattica, continua con le battaglie di problemi che sono utilissime e mi è piaciuto perché, torno indietro di qualche mossa, perché credo che, magari l'avresti vista anche prima, però credo che tu abbia visto questo colpo tattico qui che volevi fare, questo qui. Credo che le tattiche che hai fatto ti hanno aiutato tantissimo per vedere questa tattica qui. Quindi è molto buono, molto buono. Ok, ci provo. Mi ero scritto di schiodarmi e non mi sono schiodato. Ok, allora devi fare così, una lista di cose da controllare. Ottimo. Va bene, va bene. Dai, Grazie, avanti Christian. tutta che ti dico a 600 ci siamo nelle prossime massimo due, tre incontri che facciamo, ci arriviamo tranquilli, perché lo stile di gioco buono c'è. Poi succede che qualcosa la perdiamo, qualcosa non ce l'abbiamo sott'occhio, però fa parte del gioco. Va Va bene? bene. Ottimo. Allora ci aggiorniamo. Grazie mille, Christian. Ciao Stefano. Ciao. Ciao.